Buongiorno a tutti. Buongiorno. La situazione è la seguente: c'è il gatto che Fa finta è arrabbiato con noi. Capisci che stiamo per uscire. Però per una cosa e l'altra, perché c'è brutto tempo, la moto rotta e qua, non si va mai. E siccome ci siamo rotti, oggi andiamo a fare un giro sui colli Euganei. Il tempo è questo e l'aria è da pioggia, però chi se ne frega, andiamo lo stesso. La moto è pronta e si va. Eccoci qua. Vedete, quelli sono i colli. Passeremo sopra, sulla parte più alta dei colli. È mercoledì, siamo in ferie tutte e due con la Giulia e stiamo andando a fare il giro. Che oggi cascasse il mondo, ho detto vado in moto, che è da marzo che devo farmi un giro fatto bene. Siamo quasi arrivati. Alla vostra destra, alla vostra sinistra, ragazzi. Allora, un attimino prima di partire, guardate il paesaggio. Quindi Escape, Giulia, montagne. Ora andiamo lì e saliamo sulla collina. Ok, impostato a Osmand. Per la prima volta forse riesco a navigare la traccia. Navigazione di Osmand sulla moto Morini. Questa è nuova. Ma che forte. Amore, possiamo andare? Oh, qua è tutto nuovo. Tiro giù perché c'è fresco. Quindi 30 all'ora. Parla, amore. Cosa parlare? 1, 2, 3 pro? Sì, no. Allora, piccolo briefing. L'idea di questo video nasce perché quando si cerca su Google una strada da, per esempio, da Treponti, la parte alta, a Arco a Petrarca, lui non fa passare proprio sopra i colli, fa passare attorno. E vedete qua, Torreglia, Luvignano, cioè non sei sui colli, ci passi attorno in città. Io volevo andarci proprio sopra per la felicità della Giulia. Allora abbiamo trovato un escamotage da dunque vediamo, questo è il passo Roccolo. Allora, ci si sposta qui da Luvignano, ci si porta qua in mezzo e voilà, si fa questa strada fino alla chiesetta degli Alpini, si arriva in via Pirio, questa qua via Pirio, che si può andare anche per chi non volesse fare sterrato, ci si può arrivare anche qua dalla strada. Dopodiché c'è il passo Roccolo, passo Roverello. Arrivati qui non fa proseguire, poi lo vedrete nel video, su questa strada, ma bisogna fare il giro largo e tornare indietro, e poi si prende appunto via Roverello, si arriva fino alla, volendo, alla casa del Petrarca. Comunque scopo della giornata era passare sopra, proprio sopra i colli. Altezza massima? 600 metri. Ma noi arriviamo a... ma tu non l'hai visto? Intorno ai 350 metri con la moto, sì. Una raccomandazione a tutti, che ho visto video di gente che corre, non è Adventure o Explorer, quello è sterrato racing, perché magari si va in gruppo, quello che è davanti deve far vedere che è il più veloce e mi va a 80 all'ora in sterrato. Questi sono posti dove ci sono cavalli, persone con le stecchette che fanno la passeggiata, bambini col cane, quindi se andate lì, piano ragazzi, piano, massimo passo d'uomo 20-30 all'ora, ma non correte, perché secondo me non si deve correre in sterrato. È un appello questo, mi raccomando. Vi lascio al video. Sì, anche quelli pensionati che non possono reagire subito se anche sentono il rumore della macchina, della esatto moto. C'è gente che spostarsi subito. sì, magari quando si combinano anche due fattori, c'è la moto, e lo sappiamo tutti, uno è distratto, guarda in basso e la moto è pesante, può essere sbilanciato. L'altra persona, magari i vecchietti sono sordi, riflessi lento. Io quando vedo correre, scusate il pippone, però no, zero. Cioè l'adventuring, l'Explorer, ci pensavo stamattina, se avete una reflex, un teleobiettivo, andate a farvi una passeggiata al lago, fotografate le anatre, entrate in sintonia con la natura, con i ritmi della natura che non sono i nostri. Noi arriviamo, portiamo la frenesia della città, del lavoro, la portiamo in mezzo a un ambiente dove dovrebbe esserci pace. Già siamo in difetto perché ci andiamo con i mezzi a motore, quindi già fine. Vi lascio al video. Io sento sorda, non sento proprio niente. Perché non si sente niente? Sì. Ah, pensavo che hai già spento. No, sto registrando. Stradella. Stiamo navigando con Osmand e il TFT della Escape, così tanto per, no, bruscolini.
che percorsetto. Allora qua vi racconto, quella era tutta salita e questa un po' in discesa perché purtroppo non si percepisce niente dalla videocamera. Siamo in prima, mettiamo una seconda, questa è tutta salita raga. Un ciottolo strano questo qui, una bella prima che non si sa mai, bisogna stare attenti perché ci potrebbero essere dei cavalli al pascolo. Guarda, guarda, ce l'abbiamo quasi fatta. Aspetta, sì, perché tanto da là non si può andare. Ok, attenzione a non sfasciarci le gomme con le pietre. Ok, questo è l'agriturismo e qua si va su mezzo al fogliame. Guarda che stradina, Escape in 2 con fogliaggio autunnale, tombini. È un po' scivolosa la strada. Guarda dove siamo. Ragazzi, qua siamo proprio nel bel mezzo dei colli Euganei, colli a sud-ovest di Padova, che si estendono per 20 km in lunghezza, 10 di larghezza. Amore, ho studiato. Guarda che bella lì la città. Guarda che paesaggiume, ma tutti i colori ci sono lì. No, bellissima. Guarda che strada di fine anno. Questo potrebbe essere il video di fine anno concluso in bellezza. Che stradina che trova Amy. La traccia GPX è tutta fatta bene, studiata. Osman che non la naviga, non per il TFT ma perché è inchiodata l'app, non lo so come mai. E invece Wikiloc non mi ha mai dato nessun problema. Sì, signori. Salve, scusate, buongiorno. Qua Villa Vescovi. Allora, dove vi portiamo quest'oggi? Colli Euganei. Questa non è finita qui perché appena usciamo da questa strada andiamo a fare il passo Roccolo, passo Roverello, anzi strada del Pirio, passo Roccolo, passo Roverello. Bella impervia sta stradina, acci picchiolina. Vai Amy, vai. Ciotoli, speriamo che non taglino la gomma. Facciamo meno impegnativa. Sto sudando. No, quel punto lì era un po' ostico. Qua va bene, qua è tranquilla. Bella, guarda la vigna. Posto meraviglioso, incantato direi. Allora qua la direzione, prendiamo a destra, mi dice qualcosa che prendiamo a destra. Cazzarola. Qua si poteva fare o qui o l'anello dietro, ma preferisco di qua che si vede tutta la vallata. Attenzione, tac. Visto amore dove siamo? Che ficconata assoluta. Questi sono i colli Euganei, anzi Euganei. Amore, stupefatto, bello.
Meraviglioso. Osmand ci segue a distanza, non è proprio in tempo reale. Ieri lo vedevo da casa, tesoro, e oggi siamo qua, amici. No, il fango no, no, non ci voleva questa, infanghiliarsi così. Adesso dovrei andare in erba a pulire la moto. Eccolo qua. Questa gomma è una TRK 70 della Continental, favolosa. Mi sono dimenticato di togliere l'ABS, ma qua non è un problema. È bella sta stradina. È cacchiolata. È una bella pendenza questa. No, questa direi che è troppo difficile. E qua sono troppo impegnative come mulattiere, non ci siamo. Vediamo dove ci porta questa strada qua. Bello però, bellissimo. Scusa tesoro, se stai in piedi. È qua. Questa è la chiesetta degli Alpini. Parrocchia di Luvignano, mura restaurata con il contributo dell'assessore San Martino. Maggio 2019. Andiamo a vederla. Se succede qualcosa mi avvisi. Qua è tutto in discesa ragazzi, bellissimo, bellissimo, stupendo. Andiamo a vedere la chiesetta. Andiamo. Sì, come si sente la campana? Qui ci deve essere un monastero. È carino, dai. Sei bravo. Sai che paura che ho? Che ti credo ciecamente che sei bravo. Non sai che paura che ho? Hai paura, amore? Ma di cadere? È un pochino... L'abbiamo un po' rischiottella, però... Aspetta un attimo, sai che... Andiamo? Eccolo là. Bene, è finito lo sterrato. Perfetto. E siamo qua. Via Pirio. Ole. Ok, qua andiamo dritti. Ci godiamo il paesaggio. Comune di Teolo. In mezzo al verde, dritto per dritto. Quindi adesso stiamo andando a fare il passo del Roccolo e passo del Roverello, che siamo a Torreglia. Qua non si può dronare. Zona rossa forever. Bellissimo stare in ferie in moto in questo. È 3 giorni che mi preparo questo percorso, perché non fa fare un percorso lineare, lui fa sempre scendere giù in città, e invece così l'ho fatto proprio ad hoc. Qua un po' in salita la strada, forse si può capire da questa inquadratura. Vediamo il suono, che bella. Suono corposo ma discreto.
non disturba, non è esuberante, un suono classico. Guarda dove vi portiamo. Questo è il ristorante Roccolo, Passo del Roccolo. Ma che bella la città da sotto. No, strada chiusa. Ah, strada chiusa, infatti la dava chiusa dal navigatore. La dava chiusa, ma noi andiamo di là, non c'è problema. Ecco perché la dava chiusa e non capivo. Ti fa fare il giro largo, va bene, non è un problema. Bello, bellissimo. Che carino. Parco regionale dei Colli Euganei. C'è un cane, Canyoin. Ciccio, è pronto che mordesse la gamba. Qua ragazzi dovete promettere a voi stessi una cosa: se venite in questi posti andate piano, serrati lì, cioè giudizio, perché non è posto da correre. Vedete, ci sono gli anziani con i bastoncini, si fanno le passeggiate, quindi si corre dove si può. Cinto Euganeo, guarda qua, anfiteatro. Madonna, guarda che posto oggi, guarda oggi dove siamo. Alla conquista del mondo. Amore, vuoi alzarti? Provi? No? Brava, è saggia. Guardate gli alberi lì in fondo, vediamo poi con che risoluzione vengono fuori. Questo volevo fare io, Colli Euganei, no le strade normali. Questa è una strada figa. Guardate che bene che si sta sull'Escape, 1,74 m da uomo in piedi. Aspetta che adesso amore, tranquilla, tanto è asfalto questo. Sì, guardate la pendenza, tanto per capire. Guardate i cancelli come pende. Alta via, c'è un'arietta bella fresca, ma non è freddo. Sì, qua stando alla cartina è tutto nella norma, perché faceva il giro largo e poi tornava su e andava a destra. Quindi ci siamo. Bello, qua si va su. Ecco qua, ripidissimo. Ripidissimo, ripido. Penso che sia il periodo più bello dell'anno questo, perché si prepara all'inverno, c'è pochissima gente, è vero che anche che siamo in settimana, weekend lo danno piuttosto freddo, quindi forse è l'ultimo giorno per girare. Oggi ancora aveva 2 gradi in più, Roverello. Poi ci sono le riducibili che vengono anche d'inverno. Questa è via Roverello, che bella, un regalo. Quindi proseguiamo per via Roverello. Dopodiché, una volta che andiamo giù, rimangiamo anche un boccone, andiamo a vedere la spada nella roccia, cosa che hanno fatto per turismo. Segnale tornato, Arco a Petrarca. Come fai a non fermarti su un parcheggio del genere?
Quelle devono essere le antenne della Rai. Guarda che ripido, fighissimo. Ma guarda, dimmi che colori, verde scuro, rosso, marrone. Ma qua siamo proprio dentro Arco Petrarca. Bello. Senti che bello sto scoppiettamento. Tutto. Adesso lui ci fa fare il giro di là. Si poteva passare anche in mezzo alla città, però siccome è tanto ripido. Allora, guarda che bello qua. Questa lampada. Ah, qua c'è il parcheggio principale. Qua domenica è sempre tutto pieno. Eccolo qua. E questa è la stradina. Vediamo se è aperto, perché non restiamo dentro. Che bello, perché non chiude il cancello. Ok, adesso dobbiamo andare, quella stradina lì passa qua sotto e ci porta fino alla Spada. Andiamo. Abbiamo lasciato lì la moto e adesso andiamo qua dentro. Ci avventuriamo alla Spada nella roccia. Niente po' di meno che rumore. Il borghetto con caschi alla mano. Tiriamo, le riprendi tu. Cosa saranno? Partite? Però io che tu sei più bella da vedere. No. Scivoli. Guarda qua. Ma sono lucidissime. E neanche se li fanno un trattamento in fioreria vengono così. Quanti ne sono cactus? Cactus? Ma dove sono i cactus? Sì. Per i siciliani. È vero. Mercoledì nella giungla. C'è una, a parte questo che suona, c'è un'aria buonissima. Melograni. Melograni. Cazzo. Dovremmo esserci, sai. Dovremmo esserci. No. È un olivo questo, sì. È la radice dell'olivo. Via, è privato. Ah, diventa accesso alle moto, vero? Vedi? Se uno dice andiamo in moto. Bambù. Ecco, con le canne di bambù si può fare la carta e ricresce subito il bambù. Ci mette 100 anni come un albero. E ci sono aziende che si occupano di questo, fanno carta con il bambù. Piantano bambù come non ci fosse un domani, dovrebbero farlo tutti. Parentesi ecologica. E siamo arrivati. Vai, vai Giulia, vai. Ta-ta! È la Spada nella roccia. E Skinsibur. È la Spada nella roccia. Ubi ipsa Laura. Viric sum Porxerum tibi descredit gladium. Non esisteva ancora l'italiano quando lui scriveva. Eh no, va bene, adesso ci facciamo anche la foto.
arrivati. Volevamo venire a mangiare in questo ristorante, ma oggi è chiuso e quindi adesso troviamo un altro ristorante qua nei paraggi. Vi portiamo con noi. Ciao Ciccia, è un'amica? Allora, adesso ci lasciamo alle spalle la moto, la tomba del Petrarca e quella gattina lì e andiamo a mangiare al ristorante San Marco. Tagliamo per di qua, questa discesa e poi passiamo lì. Le poste. Dovevamo fare i furbetti, tagliare, ma tocca fare quella salita. Bello, finestrella. 104 scalini. Sì. Stiamo per raggiungere il centro di Arqua Petrarca. Questo era il ristorante dove abbiamo mangiato. Dessert particolari per cucinare. Sì, municipio, ci andiamo di qua. La Giulia che vuole vedere cosa c'è qua. Laboratorio dove si trovano i giovani. Parrocchia. Carino. Sì. Scalini. Tutto pronto, escape è pronta, adesso torniamo a casa. Bene, la mangiata l'abbiamo fatta, consigliamo, è carino quel ristorante, si mangia bene. Spero che il video vi sia piaciuto, volete mettere un like ben accetto, se volete seguire gli altri video iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.